vorrei sapere dal signor Butteri in che cosa consiste questa innovazione che a noi sembra davvero estremamente importante. Consiste nella sostituzione dei vecchi scambiatori di calore di qualunque tipo di caldaia che esiste fino ad oggi in commercio, perché secondo me non sono altro che delle pentole chiuse che riescono a recuperare dei fumi o del calore, ma comunque l'acqua in continuazione raffredda il ferro e da lì è cominciata l'idea di cambiare il sistema di funzionamento delle caldaie. Siamo riusciti a realizzare questa caldaia che vedete alle mie spalle. Come vedete stiamo lavorando a 100 gradi e la quantità di legna che c'è all'interno vi posso far vedere quanto è. C'è pochissimo materiale, saranno 4-5 kg di legna tra pigne e legno. La temperatura dei fumi siamo a 180 gradi, le tradizionali di questa potenza sicuramente di gran lunga superano i 300 gradi. Non si riesce con delle caldaie a legna di questa grandezza a ottenere questo risultato con questo poco materiale. Abbiamo anche comunque un boiler per l'acqua sanitaria che sta intorno ai 80 gradi, la caldaia è accesa da 2 ore e sta a 80 gradi. Il rapporto che viene fatto tra una caldaia a gas e una caldaia a legna: se uno ha un'abitazione con una caldaia da 20.000 calorie deve installare una caldaia a legna minimo da 30.000 calorie, e nonostante ciò non riescono a ottenere lo stesso risultato. Dunque c'erano dei problemi, questi problemi io l'ho vissuti a casa mia per anni e ho messo mani proprio per vedere di cambiare questa condizione. Allora ci troviamo davanti a quella che fondamentalmente è l'innovazione di processo. Esatto, questo chiamiamolo un ragno che ha la figura o un polpo, come vedete voi. Questi sono tutti tubi di ferro, ma è pieno, non sono vuoti, non c'è passaggio d'acqua, non c'è niente. Vengono inseriti all'interno della scatola per un determinato spessore e sono saldati. In questo caso ce ne sono 200 che girano tutti quanti intorno alla scatola e è inserita all'interno di una caldaia tradizionale. You better dance, let's make a night, you won't remember. Altra cosa che è molto favorevole è che lavorando a temperature molto alte, perché siamo a 500 gradi nella parte bassa e 250 nella parte alta, questo ci permette di avere moltissima energia a disposizione. Una volta portati i ferri a questa temperatura, sprigionare energia all'interno di questa scatola che contiene acqua non ci riraffredda mai, dunque abbiamo bisogno di pochissimo materiale. Non a caso noi consumiamo il 50% in meno di qualunque caldaia modernissima che esiste in giro attualmente. E l'uscita dei fumi è diretta, come vedete questa caldaia, questo scambiatore sta appoggiato a livello della caldaia e poi è chiuso con la canna fumaria, dunque il fuoco viene fatto nella bocchetta principale e esce dritto per dritto. Nonostante questo i fumi, come avete visto prima, sono molto bassi perché il ferro cattura tutto quanto il calore, non si sporca proprio per le elevate temperature che ha e proprio perché non è a bagno d'acqua, perché noi scaldiamo del ferro spostato dall'acqua, dopodiché di nascosto andiamo a scaldare l'acqua al suo interno. Consuma per 250 metri quadrati 4 kg l'ora e per 500 metri consuma 7 kg l'ora. Questa cosa qua poi diventa relativa a secondo l'abitazione e a secondo la struttura che andiamo a fare. Comunque l'applicazione non è determinata solo a una caldaia a legna, ma andiamo benissimo anche a biomassa, a pellet, a qualunque tipo di materiale, caldaia a gas. Lo scambiatore è applicabile in qualunque condizione e situazioni dove sono applicati i classici scambiatori attuali. Dunque può essere sostituito il mondo intero con questo tipo di scambiatore. Wait till the end of time. Open your mind. Scambiatori differenti per differenti applicazioni, perché l'innovazione è applicabile in tutti i settori. Sì, esatto, infatti io ho realizzato anche questo scambiatore che va inserito all'interno delle canne fumarie, dei camini o di qualunque sorgente di calore che superi 200 gradi. Questo qua che vedete ha lo stesso principio dell'altro e come vedete è stato montato per un anno di seguito e lui non è sporco e non ha bisogno di essere pulito. Problemi che hanno tutti i scambiatori di calore che sono bagnati dall'acqua, perché l'acqua crea grossi problemi. Questo cosa fa?
In questo caso particolare lui produce 10 litri al minuto di acqua sanitaria da 10 gradi a 60 gradi in continuo qualora il camino sia acceso, una termostufa sia acceso o qualunque altra fonte di calore, o comunque può essere recuperata l'acqua inserita all'interno della caldaia per migliorare le condizioni della caldaia. Dunque, come vedete, non abbiamo fatto un'applicazione e poi non va in tutte le altre condizioni, che è stato fatto e provato e sta qua non pulito, proprio per testimoniare questo. Chi non crede può chiedere informazioni, noi spediamo il prodotto e loro lo possono provare e testare senza nessun problema. Surely it's plain to see you're not alone. Noi siamo disposti a fare tutto, a concedere royalty, a collaborare con aziende, a trasformare le loro caldaie con l'applicazione del nostro sistema. Siamo disposti a qualunque condizione ci permette di farlo conoscere. You're not alone. Surely it's time to